Ancora un buongiorno da Telefriuli, nuova edizione del nostro telegiornale. Partiamo dalla situazione Covid perché c'è ancora un'allerta che riguarda la nostra regione e arriva dalla cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, che sulla base del monitoraggio settimanale sottolinea come in Friuli Venezia Giulia sia alta la probabilità di una progressione della pandemia ad alto rischio. Aumentano le regioni in cui l'incidenza dei casi di Covid-19 supera la soglia critica d'allerta fissata a 50 casi su 100.000 abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire a eseguire il tracciamento dei casi. Si tratta di 17 regioni rispetto alle 13 della scorsa settimana. In Friuli Venezia Giulia, secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia, si registrano i valori più alti con ben 233 casi ogni 100.000 abitanti, dopo quelli della provincia di Bolzano, 316 casi per 100.000 abitanti, al terzo posto, ma ben distante, è il Veneto con 115 casi ogni 100.000 abitanti. La nostra inoltre è una delle due regioni nelle quali è stata superata o raggiunta la soglia critica d'allerta del 10% rispetto all'occupazione dei posti letto per Covid nelle terapie intensive. Noi siamo al 10,9%, l'altra regione sono le Marche al 10%. Nessuna regione o provincia autonoma ha superato la soglia d'allerta del 15% per l'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica. E vediamo ora i dati che riguardano la regione nell'ultimo aggiornamento della protezione civile, quello relativo a ieri. Continuano a essere preoccupanti i dati del Covid che riguardano il Friuli Venezia Giulia, sempre più vicino alla zona gialla. Su 7.805 tamponi molecolari, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 609 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,8%. Sui 21.574 test rapidi antigenici realizzati, invece, sono stati riscontrati 41 casi, con una percentuale di positività dello 0,19%. Tutte anziane le persone ispirate, un uomo di 91 anni a Trieste, un uomo di 86 e uno di 86 anni a Pordenone, un uomo di 95 anni a Savogna di Sonzo, una donna di 90 anni a Ronchi dei Legionari, un uomo di 82 anni di Staranzano. Infine sono stabili le ospedalizzazioni, sempre 19 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 127 quelle in cura negli altri reparti. E un'altra conferma arriva dall'Europa, per la quale la nostra regione è rossa. Lo dice il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che mette il Friuli Venezia Giulia, insieme a Marche, Calabria e provincia di Bolzano, nelle regioni che hanno registrato negli ultimi 14 giorni tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure tra i 150 e i 500 casi ogni 100.000 abitanti. La mappa conferma che la quarta ondata pandemica si sta allargando nel vecchio continente, con l'Est Europa in una situazione preoccupante per contagi e ricoveri. Lettera di licenziamento per il portuale Novax Fabio Tujak, era alle manifestazioni nonostante fosse in malattia. Licenziato Fabio Tujak nelle immagini con coda e baffi, il portuale ex pugile ed ex consigliere comunale di estrema destra e convinto Novax ha ricevuto la lettera da LPT, l'agenzia del lavoro portuale di Trieste, nata pochi anni fa per volontà di Zeno D'Agostino e capace di mettere ordine nei rapporti con il personale indiretto a chiamata. Tujak è stato licenziato perché, nonostante fosse in malattia, ha preso parte alle manifestazioni No Green Pass delle scorse settimane e in particolare davanti al Varco 4, dove, secondo quanto si apprende, ha tenuto un comportamento lesivo dell'immagine della stessa agenzia. Peraltro lo stesso aveva confermato più volte la sua presenza, ma aveva sottolineato fuori dagli orari in cui era obbligato a restare a casa. Tujak nella scorsa legislatura era stato eletto consigliere comunale con la Lega, poi era passato a Forza Nuova e alla fine era diventato un indipendente. Non ha mai fatto segreto delle sue ideologie di estrema destra e si dichiara fervente cattolico. L'ex portuale ha già annunciato la volontà di ricorrere contro il licenziamento. Paradossalmente, avendo fatto il Covid nelle scorse settimane, avrebbe ottenuto anche il Green Pass che gli avrebbe consentito di rientrare al lavoro dopo le settimane tra ferie e malattia. C'è anche il presidente provinciale di Federfarma Gorizia, Alberto Rampino, tra i 30 farmacisti sospesi dall'albo nei giorni scorsi in seguito al rifiuto di vaccinarsi. Rampino si professa agnostico e rifiuta l'etichetta Novax, ma ha dovuto comunque lasciare la sua farmacia di San Canzian di Sonzo a gestirla il figlio e i suoi collaboratori. Scritta Novax, trovata questa mattina vicino a una scuola di Rualis. Il vice sindaco di Cividale, Roberto Novelli, commenta: qualche idiota ha pensato bene di vergare sull'asfalto una scritta delirante, un vandalismo, ha concluso, aggravato dalla totale falsità del messaggio.
Decine di bambini e diversi docenti del Collegio di Messe di Udine questa mattina sono stati sottoposti a tampone dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Lo screening è avvenuto all'interno del plesso scolastico ed è iniziato questa mattina alle 9. I test sono stati eseguiti con urgenza dopo che alcuni casi di positività al Covid erano emersi fra le sorelle e i genitori degli alunni che frequentano la scuola paritaria di Via Treppo. Seguendo il tracciamento, il Dipartimento di Prevenzione ieri pomeriggio ha deciso di intervenire immediatamente e ieri sera ha inviato la richiesta di autorizzazione ai genitori per poter eseguire i tamponi nel più breve tempo possibile. Missione della Commissione parlamentare antimafia cominciata ieri, si concluderà oggi. Un territorio sano nel quale va coltivata la prevenzione perché gli anticorpi restino forti. Un territorio sano dove però la guardia non deve abbassarsi, visti anche alcuni episodi di cronaca recenti dove la camorra ha dimostrato di aver allungato i tentacoli anche a nord-est. La Commissione parlamentare antimafia proseguirà oggi i lavori iniziati ieri per ascoltare forze dell'ordine e procuratori sulla situazione del territorio. Fortunatamente, ha spiegato Marco Pellegrini, che presiede la missione, a quanto ci dicono dati di fatto e non solo percezione, questo è ancora un territorio in cui la situazione è assolutamente meno grave rispetto ad altre, ma non per questo non è degno della nostra attenzione. Sandra Savino, deputata eletta in regione, ha ribadito che bisogna tenere la guardia alta perché evidentemente rispetto a cifre importanti su operazioni di questa portata la possibilità di infiltrazioni mafiose ci sta tutta, riferendosi agli investimenti per il PNNR. Trieste, ha quindi aggiunto Nicola Pellicani, è una grande città portuale di confine su cui accendiamo un faro anche per capire quali possano essere possibili legami con la presenza ormai radicata della criminalità organizzata in Veneto. C'è stato un atterraggio di emergenza ieri alla biosuperficie di Rivoli di Osoppo. Un pilota ha lanciato un SOS per problemi al suo ultraleggero e ha chiesto di poter planare su un campo che affianca via delle Ferriere, la zona industriale della città della Pedemontana. Operazioni che sono state precedute dall'arrivo dei vigili del fuoco, sanitari, forze dell'ordine. L'atterraggio fortunatamente è andato bene. Le immagini che vedete ci sono state inviate dal nostro telespettatore Adriano Marella. Si chiudono con una crescita del fatturato di oltre il 28% i primi 9 mesi dell'anno per Fincantieri. Il bilancio è stato approvato oggi dal CDA del Colosso Navalmeccanico, che ha registrato una crescita del 65% dei margini operativi e ha acquisito nuovi ordini per 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il carico di lavoro ha raggiunto i 36 miliardi di euro. Per l'amministratore delegato Giuseppe Bono, Fincantieri è preparata per affrontare gli anni a venire con moderato ottimismo. Torna la Fiera del Lavoro ALIG in una doppia modalità online e in presenza nel fine settimana. A una settimana dall'apertura delle candidature, i colloqui prenotati alla Fiera del Lavoro superano già quota 800. C'è tempo fino a domenica 14 novembre per le iscrizioni ai colloqui online e fino a mercoledì 17 per la fiera in presenza. Per la prima volta, infatti, l'evento organizzato da ALIG, Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale, raddoppia le opportunità di incontro tra domanda e offerta occupazionale. Venerdì 19 novembre è la giornata riservata ai colloqui online. Sabato 20 si torna in presenza con gli incontri one-to-one e i talk show in presenza al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per un totale record di 70 imprese partecipanti pronte a offrire 490 posti di lavoro. Manca solo il taglio del nastro per la nuova piazza di Godia, che ha visto da poco terminati i lavori di stampa e resinatura per la completa ripavimentazione. La opera era attesa da anni ed è stata chiesta dal Consiglio Godia Bei Vars al vice sindaco Loris Michelini. La piazza del quartiere a nord-est di Udine era infatti in condizioni precarie. Una quindicina i posti auto a disposizione e mantenuta la fermata dell'autobus. Anche il cantautore rapper carnico Doro Diat alla COP26 di Glasgow.
Il vento dall'Africa soffia, la sabbia qua sui crinali, e in aria al suolo i pini, scappa lontano lasciando cinghiali. Gli effetti del cambiamento climatico visti dalla finestra di casa, tra le montagne della Carnia, è quanto racconta Da casa mia, brano del rapper e cantautore carnico Doro Diat, portato con una versione riarrangiata sul palco della COP26, la convention per il clima in corso a Glasgow. Dopo la collaborazione con Joe Stone, Doro è stato notato da Christoph Müller e Eduardo Makarov, produttore musicale e chitarrista del progetto Gotham Project, che gli hanno chiesto di partecipare ad Antropoceno, nuovo progetto a sfondo ecologista. Sono nato e cresciuto tra le montagne della Carnia e nei miei 38 anni di vita ho avuto modo di sperimentare in prima persona una serie di cambiamenti piuttosto radicali nel comportamento del clima nelle valli della Carnia, racconta Doro Diat. L'esempio più eclatante ad oggi rimane la tempesta Baia del 2018 e il titolo Da casa mia vuole proprio raccontare questi cambiamenti così come ha avuto modo di vederli dalla finestra della sua casa. Da casa mia, qui lungo il confine, sotto il cielo di nord-est, tagliato dalle scie chimiche, nuvole bianche di combustibile. Tra poco gli approfondimenti di A voi la linea. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di giornata.